Ecco qua tutti i colori. Uno alla volta vengono fuori e cantano un ritornello che sarà di certo il più bello. Io sono il giallo e con il sole faccio un ballo. Io sono il verde come il prato dove i bambini hanno giocato. Io sono rosso come il cuore che richiude tanto amore. Io con il palloncino blu volerò sempre più su. Rosso e blu lo sai da sola, stanno insieme e fanno il viola. Io sono arancione come il frutto che ci dai un buon succo. I miei petali sono rosa, ho le spine, sono odorosa. E con il bianco si può fare tutto chiaro diventare. Provo un po' a mescolare col colore blu del mare e con l'azzurro che vedrai, su nel cielo volerai. Una buona giornata a tutti voi telespettatori, buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Ecco, abbiamo voluto aprire in maniera diversa questa edizione straordinaria del Focus TG proprio in questa giornata di Pasqua con la voce di una bambina che si chiama Viola, abita a Marostica e ha 6 anni. Un messaggio forte di speranza, un messaggio di coraggio che ci lancia questa bambina. Allora abbiamo voluto condividerlo con tutti voi, visto che per tutti questa Pasqua 2020 è una Pasqua davvero eccezionale, una Pasqua diversa da tutte le altre, ma con coraggio, con forza e con davvero tanto amore soprattutto e la capacità di cogliere la bellezza dei colori che ci circondano come ci ha suggerito questa piccola Viola, davvero riusciremo a superare, davvero con costanza, con forza, superare questo momento difficile. Noi apriamo come sempre la nostra edizione straordinaria di Focus TG con la tabella dei dati aggiornati dall'azienda Zero che appunto ci indica come si sta evolvendo la situazione. Cominciamo allora con la positività dei casi che sottolinea un più 186, toccando quota 14.077 casi in totale risultati positivi al tampone. Nello specifico, casi attualmente positivi sono 10.729. Le persone decedute in struttura ospedaliera ed extraospedaliera sono 856, invece i negativizzati 2.492. Vediamo adesso i soggetti in isolamento domiciliare, il dato relativo, vogliamo sottolinearlo, alle 8 di ieri sera, alle 8 quindi di ieri sera dell'11 aprile, 18.356. Andiamo a vedere, ci sono due dati positivi che sono segnati da un meno 17 persone che sono ricoverate in area non critica, arrivando quindi a 1428 in totale, e meno 2 persone in terapia intensiva, toccando quota 249. I dimessi 1691, questo dato sta aumentando ed è una cosa molto positiva. I deceduti 759 dal 21 febbraio ad oggi, e nella notte si è registrato un più 4, quindi 4 persone nella notte dalle 8 di ieri sera dalle 5 di ieri sera alle 8 di questa mattina hanno perso la vita, quindi si è arrivati a quota 759. Però vogliamo sottolineare questi due segni meno che davvero fanno ben sperare, questo meno 17 persone ricoverate in area non critica e questo meno 2 invece le persone che si trovano appunto che sono riuscite a uscire dalla terapia intensiva, e resta il dato dei più 186 invece positivi. Quindi insomma questi sono i dati che sono stati divulgati proprio in mattinata dall'azienda Zero. In questa giornata di Pasqua, in questa giornata davvero particolare, intensa per tutti voi, cerchiamo di viverla assieme questa Pasqua. Non ci si può vedere di persona, purtroppo non ci si possono trovare, abbracciare e non si può condividere questo momento con i propri cari, però cerchiamo in qualche maniera di sentirci ugualmente spiritualmente uniti. E allora vorrei lanciare proprio il video che ha inviato il parroco del paese bellunese, del comune bellunese di Castellavazzo. Vediamo. Buona Pasqua a tutti nel Cristo risorto, e sia veramente una risurrezione
quella che viviamo dentro nei nostri cuori. La Pasqua sia un fiore che germoglia, sia una luce che sale all'orizzonte, sia una speranza che nasce nei nostri cuori. Il saluto profondo va a tutti coloro che sono ricoverati nei nostri ospedali, alle loro famiglie, a tutti coloro che negli ospedali e sul territorio lavorano, siano essi personale dipendente o volontari. Grazie perché state dando il cuore, state dando un dono grande a tutte le nostre comunità. Un saluto a tutti coloro che in questo tempo hanno avuto dei lutti a casa. Vi ricordiamo e la nostra preghiera affida i vostri cari al Signore. Grazie per tutto quello che nelle nostre comunità viene fatto per coloro che sono i più poveri, per coloro che sono i sofferenti. Grazie per tanta preghiera che sale in questo momento sia negli ospedali che nelle comunità della nostra provincia. Sia l'abbraccio profondo di speranza, di pace che questa Pasqua porta con sé a rincuorare le nostre vite, a dare forza al nostro spirito e che sappiamo con il nostro sguardo, ricordiamoci, guardare in alto, perché abbiamo bisogno di cercare. Noi siamo sempre alla ricerca, siamo alla ricerca di uno sguardo amorevole che vada oltre la nostra esistenza, oltre la nostra vita. Abbiamo bisogno di sentirci amati. Questo amore viene veicolato e passa tramite l'azione di tante persone che in questo tempo si sono donate senza nessuna sosta. Grazie a tutti voi. Che questa Pasqua sia una Pasqua di serenità, sia una Pasqua di speranza, sia una Pasqua che fa rifiorire dentro nel nostro cuore tutte quelle realtà che donano pace, come dicevo prima, come un fiore che sboccia. Auguri a tutti di buona Pasqua. Un messaggio abbiamo sentito di pace, di amore, di solidarietà. Solidarietà, ne sanno qualcosa tutti gli uomini e tutte le donne della protezione civile che in questo periodo sono in prima linea per cercare di portare sostegno, aiuto e supporto soprattutto alle persone anziane. Allora andiamo a Pieve di Soligo e vediamo proprio come si stanno muovendo i volontari della protezione civile. Mai soli è l'imperativo che accomuna molti primi cittadini della Marca in questo momento così difficile per tutti. Sono proprio gli anziani i soggetti più deboli, a maggior ragione quelli che abitano in comuni in cui la densità della popolazione non è così elevata, come a Pieve di Soligo, dove sono molti gli anziani. Andiamo giù con Giordani e poi l'omaggio pronto soccorso. Campagne meravigliose che in questa fase di quarantena rischiano però di isolarli dal resto della comunità. E così il primo cittadino Soldana ha voluto sottolineare il lavoro incessante e sempre gratuito dei servizi sociali, ma anche dei volontari della protezione civile che continuano a far visita a questi anziani. Le nostre sono comunità che è vero sono sparse nel territorio ma che sono molto legate le une agli altri e questa rete sociale oggi paga anche da questo punto di vista. Gli anziani non sono stati assolutamente lasciati soli, stiamo cercando in tutti i modi, anche con un numero apposito, il telefono amico, di dare risposta, di fargli percepire la spesa a casa, di fare in maniera che quella che è una vita che una volta era la quotidianità possa comunque continuare grazie al lavoro anche dei volontari. Molti di loro ricevono anche i buoni spesa messi a disposizione dal governo e nell'occasione di consegnare il buono o la spesa a casa viene tacitamente rinnovato quel contratto di solidarietà che da sempre caratterizza queste comunità. Solo così qualsiasi situazione di disagio, addirittura di possibile malattia, viene identificata immediatamente e gestita nel miglior modo possibile. E un augurio di buona Pasqua arriva anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani. Anche lui, da più di un mese, non vede nessuno. Come tanti bellissimi luoghi della nostra città che purtroppo non si possono più vedere. Pensate che il Palazzo della Ragione ha 800 anni e i nostri antenati ci hanno impiegato solo un anno. È stata un'impresa eccezionale perché quando i padovani vogliono riescono anche in questo. Il nostro palazzo osserva la città da 8 secoli e ha visto tantissime cose e anche tanti momenti difficili. Ha visto la peste. Ha visto tante epidemie e tante guerre,
dal Medioevo ai grandi conflitti mondiali. Però in tutte queste occasioni ha visto sempre Padova rinascere più forte, cosa che succederà anche stavolta, dopo questo momento difficilissimo. Ecco perché i miei auguri di Pasqua ho deciso di farveli da qua, per ricordare a tutti noi che siamo una grande città, con voglia di futuro, voglia di fare da sempre. Passeremo una Pasqua diversa, un momento difficile per tutti, ma nel quale stiamo mostrando grande responsabilità e determinazione. La nostra si conferma una grande comunità e di questo vi ringrazio tutti. Molti di noi non potranno vedere i propri cari, però è un momento delicato, bisogna proteggerli e tenerlo duro. Ricordiamoci che non c'è azione più nobile di un sacrificio per salvarci tutti assieme. Passate una Pasqua, per quanto possibile serena. Riflettiamo, perché ci attende un tempo di ricostruzione, dove servirà tutto il nostro impegno e dovremo essere uniti come lo siamo stati fino a qui. Però siate prudenti e state in casa. Un grazie da parte di tutta la città per chi anche durante la Pasqua lavora per noi nei servizi e nella sanità. Grazie veramente di cuore da parte di tutta la città. Non c'è motivo di farsi prendere dallo sconforto. Nulla piega la forza di una comunità coesa e quindi questo è il momento di avere una grande speranza. Un grande augurio di buona Pasqua a tutti voi, un abbraccio e vi voglio bene. Siate forti, vi voglio bene. Questo gran bel messaggio che ha inviato il sindaco di Padova, Sergio Giordani. E un grazie speciale è arrivato dalle forze dell'ordine invece a tutti quei medici, sanitari, infermieri che sono in prima linea all'ospedale per salvare tante vite umane. Nonostante le mascherine che coprono il volto, nonostante il suono delle sirene dell'ambulanza, l'Inno d'Italia risuona nel sabato mattina prima della Pasqua davanti all'entrata del pronto soccorso dell'ospedale di Padova. A cantarlo tutte le autorità cittadine, il sindaco, il prefetto, il questore, i comandanti di carabinieri e finanza. Un gesto d'affetto per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che dal 21 febbraio, data in cui è scoppiata l'emergenza coronavirus, sono in prima linea per salvare le vite. L'omaggio con le sirene spiegate delle auto d'ordinanza e l'applauso che ha il valore di un abbraccio della città ai suoi medici angeli custodi. Significa abbracciarci tutti idealmente intorno ad un progetto che ci deve vedere sempre di più orientati a fare il bene per la nostra cittadinanza. Le parole del primario del pronto soccorso Vito Cianci, che ha ringraziato le forze dell'ordine, le istituzioni e tutti i cittadini per aver fatto sentire medici e infermieri il calore della comunità. Questo per me e soprattutto per chi lavora qui dentro è una grossissima sferzata di fiducia che rinnova le energie e aumenta laddove ve ne fosse necessità l'entusiasmo e la voglia di andare avanti facendo esattamente il nostro dovere e continuando a rendere al massimo possibile il nostro impegno, il nostro intervento. I numeri oggi sono confortanti, ma non bisogna abbassare la guardia per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora per contenere i contagi. Parlerei di educazione in senso lato e quindi anche educazione sanitaria che sta producendo i suoi risultati. Certo, le cose stanno migliorando, però qui non stiamo per lanciare ditti o per lanciare proclami. Quando ci viene detto che dobbiamo perseverare e continuare su questa strada, vuol dire che questo è quello che noi dobbiamo continuare a fare. E intanto anche il governatore del Veneto Luca Zaia è intervenuto a seguito proprio delle dichiarazioni del premier Conte. Si è dimostrato parecchio preoccupato, ha detto da martedì avremo un Veneto diverso.
Da martedì potrebbero riaprire anche le grandi aziende che hanno ottenuto il silenzio assenso dalla prefettura, anche quelle grandi come la Fincantieri di Porto Marghera che ha 4.000 dipendenti. Il Veneto, secondo Zaia, non sarà più lo stesso. Che il lockdown non esiste più, che parlare di ancora misure restrittive davanti a 3/4 dell'Italia o metà Italia che sta aprendo, tu hai citato Fincantieri, avrà 4.000 lavoratori, 4.500 lavoratori. Ma io ho guardato tutte le filiere che si possono aprire dai negozi piuttosto che le imprese, direi che a questo punto abbiamo una riserva indiana nella quale ci sono i poveri che non riescono ad aprire. Nelle prossime ore arriverà una nuova ordinanza regionale che prende atto che il blocco delle attività produttive per questioni sanitarie non c'è più. Io non sono contrario alle aperture, non sono contrario alle aperture. Bisogna farle però a rischi zero o quasi zero. Il problema non è aprire o chiudere una fabbrica, è mettere in sicurezza chi ci va dentro. E io non conosco imprenditori che vogliono schiavizzare senza dispositivi i loro lavoratori, perché qui con le regole che ci sono oggi si chiude tutto dopo. E noi siamo pronti per pensare anche a aperture sperimentali di aziende che non possono aprire, però non è stato recepito nel DPCM. Il traffico in settimana è aumentato perché le aziende hanno riaperto dopo aver ottenuto il silenzio assenso dalle prefetture alle domande di deroga alla chiusura per l'emergenza sanitaria. C'è più gente per strada perché con la modalità del silenzio assenso sulla deroga molti hanno aperto. Questo è il vero tema. I cittadini stanno comunque tenendo. L'appello della Regione al mondo produttivo è chiaro. Agli imprenditori in generale dico una cosa: se non avete le mascherine e i dispositivi non aprite. È chiaro, e tra l'altro dispositivi e mascherine non soltanto per le aziende ma anche per tutti noi quando andiamo semplicemente a fare la spesa o usciamo, ricordiamo ancora una volta, sempre e solo per necessità. Certo è che queste bellissime giornate sono davvero, fanno soffrire perché siamo costretti a stare a casa, però assolutamente cerchiamo di resistere soltanto in questa maniera, soltanto evitando di uscire, evitando i contatti con altre persone, utilizzando mascherine, utilizzando guanti, uscendo soltanto per necessità, quindi per andare a fare la spesa, per lavoro o per motivi di salute. Solo così si può cercare di limitare al massimo il contagio. E intanto sono tantissime le manifestazioni di solidarietà, una su tutte è l'iniziativa che sta portando avanti il gruppo di imprenditori della zona del Bassanese, l'associazione Helios Onlus, che davvero sta raggiungendo traguardi importantissimi per l'acquisto di materiale, strumenti indispensabili, fondamentali per tutti i medici e gli infermieri che lavorano nei nostri ospedali. 1 milione di euro, cifra tonda e a 6 zeri. L'obiettivo è possibile, lo sappiamo e lo sapete soprattutto voi che con generosità continuate a donare attraverso Helios Onlus attrezzature e apparecchiature all'ospedale San Bassiano. La battaglia continua, la vittoria finale, sconfiggere il coronavirus, si raggiunge solo lottando insieme. Ed ecco allora che i 10 caffè non bevuti al bar in queste settimane si possono trasformare in 11 preziosissimi euro che diventano parte di questo ecografo touchscreen, valore oltre 30.000 euro arrivato venerdì, ossaturimetri, dispositivi di protezione, dotazioni e attrezzature che renderanno il nostro ospedale migliore anche quando sarà finita l'emergenza. E allora l'invito è uno solo: continuate con la stessa generosità che avete dimostrato giorno dopo giorno nelle settimane di battaglia a donare. Potete devolvere i soldi che avreste investito nel pranzo di Pasqua, fuori con la famiglia, o quelli della gita fuori porta che, ricordate, non si può fare il lunedì dell'angelo. Voi telespettatori lo avete dimostrato e sapete bene cosa fare. Donate, donate, donate. È un appello davvero forte che vogliamo lanciare, anche perché si va ad aiutare tutti i medici e gli infermieri che lavorano negli ospedali, proprio ad aiutarci a salvare tante vite umane. Sappiamo il lavoro, quanto lavoro abbiano loro in prima linea quotidianamente per appunto cercare di curare tutte queste persone che sono state contagiate dal Covid-19. E in questo momento così difficile in cui appunto non si può neanche prendere parte alle Sante Messe, tra l'altro voglio ricordare anche noi
noi cerchiamo di trasmettere tutti i giorni in diretta la Santa Messa, a cominciare proprio da quella del Santo delle 18 da Padova in diretta, e poi abbiamo assistito questa mattina alle 10 proprio dalla Basilica di San Marco a Venezia, officiata dal Patriarca Moraglia, la Santa Messa di Pasqua. Quindi cerchiamo di portare nelle vostre case questo momento di grande, di forte spiritualità. Mentre a Sant'Andrea di Campodarsego c'è il parroco che in questa domenica pasquale ha voluto raggiungere i suoi parrocchiani in una maniera del tutto eccezionale. Vediamo come. È il crocifisso illuminato, circondato da fiori di pesco, che accoglie il fedele nella chiesa di Sant'Andrea di Campodarsego. Ma in questo insolito sabato di veglia il silenzio è rotto nella pieve da quanto ti accoglie e sorprende all'interno. Su iniziativa del parroco Don Roberto Balbo, quasi 200 famiglie della comunità hanno risposto sì e fatto giungere, attraverso numerosi volontari, la loro foto. Nessuna famiglia nella solenne messa di Pasqua in chiesa, ma tante immagini. Volti sorridenti di bambini, mamme e papà, coppie di anziani, uomini, donne, nonni, giovani, adolescenti, tutti insieme. Ai piedi dell'altare i ragazzi che hanno vissuto i sacramenti, alcuni gruppi proprio durante la veglia pasquale degli scorsi anni. Sarà una Pasqua di famiglia nella comunità di Sant'Andrea, che per l'occasione trasmetterà su YouTube la messa alle 11. Lontani ma vicini, come accade a una famiglia che si ritrova. Per simboli, queste foto disposte con ordine sui banchi, di solito gremiti come non mai la mattina di Pasqua, a fare memoria della risurrezione, pilastro di quella fede che tutti unisce. Uniti anche se lontani, con un pensiero particolare per chi a Sant'Andrea sta combattendo contro il coronavirus e per quelli che in questo lungo periodo di quarantena hanno lasciato per sempre la comunità. Uniti come una famiglia che si ritrova per la festa, sperando che a breve si possa tornare ai saluti, alle chiacchiere, ai sorrisi, alla gioia, sale vero della comunità. La Pasqua ai tempi del coronavirus, e allora un messaggio ha voluto lanciarlo anche il sindaco di Vicenza, nonché presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco. Un augurio di buona Pasqua a tutti i telespettatori di Rete Veneta, che sia un momento di condivisione cristiana all'interno delle nostre famiglie, un momento di serenità in un momento difficile per il nostro paese, per la nostra Vicenza, la nostra provincia. Abbiamo continuato a lavorare in questo periodo, in questi giorni, per poter garantire a tutte le persone in difficoltà un sostegno, un aiuto. Abbiamo portato i buoni spesa presso le famiglie, abbiamo portato pacchi pasquali con cibo e bevande per sostenere le persone che stanno vivendo un momento difficile. È un momento di grande difficoltà, ma anche grazie al supporto del volontariato stiamo passando di casa in casa per portare dei piccoli pensieri come dei libri donati da una casa editrice ai nostri anziani affinché possano allietare al meglio le ore magari di noia che passiamo nelle nostre abitazioni. Abbiamo in questa settimana visitato la caserma Ederle per capire come gli americani abbiano affrontato l'emergenza Covid e notando con favore che hanno adottato tutte quelle misure di emergenza e di sicurezza che i nostri provvedimenti statali hanno imposto, e questo è un messaggio anche importante. Abbiamo continuato a lavorare sulla consegna delle mascherine, la distribuzione presso i supermercati, le farmacie e i tabacchi, e sono arrivate finalmente le mascherine dagli amici cinesi da Quyang, cui va il nostro ringraziamento di cuore, perché oltre a 40.000 mascherine hanno mandato anche ulteriori protezioni per tutte le persone che stanno lavorando per noi in prima linea. Infine la prossima settimana, dopo Pasqua, finalmente cominceremo a lavorare sul post-emergenza. Vediamo uno spiraglio di luce, è necessario affrontare, oltre al dramma e alle difficoltà sanitarie, anche le problematiche economiche che hanno colpito quindi il nostro territorio, e come comune, rispetto a quelli che saranno i provvedimenti dello Stato che stiamo aspettando, lavoreremo per quanto di nostra competenza per aiutare le persone in difficoltà e tutte le imprese, soprattutto quelle più piccole a conduzione familiare, le imprese individuali, da un momento di difficoltà economica che sta colpendo tutto il nostro territorio. Quindi lavoreremo su una serie di misure emergenziali con l'auspicio che tutto il Consiglio Comunale e tutta la Giunta Comunale possano trovare compattezza per poter disporre di queste misure in aiuto appunto a tutte queste persone in difficoltà. C'è qualche minuto di pausa, ci ritroviamo subito dopo.
E rieccoci in diretta, una buona Pasqua ancora a chi si fosse appena collegato sui nostri schermi. Una Pasqua 2020 del tutto particolare. Allora abbiamo chiesto alla gente come sta vivendo, come si sta preparando appunto per affrontare questi 2 giorni in casa, nonostante le belle giornate, nonostante la primavera ormai arrivata nel pieno. Però appunto sentiamo la gente come sta affrontando questi giorni di Pasqua e Pasquetta. Che Pasqua sarà, signora? Io sono sola, quindi io e mio figlio a casa e basta. Sarà una Pasqua diversa. Speriamo che impariamo qualcosa da questo, almeno tutti. A casa, però di solito stavo sempre a casa io, quindi non è che mi cambia granché. Sempre con i familiari, quindi... È la prima Pasqua che la faccio così. Di più non le posso dire. Siamo io e mia moglie, i figli ci vediamo per telefonino e che Dio ce la mandi buona. Sicuramente non come gli altri anni, ma in famiglia, e questo è l'importante. Io poi sono una studentessa fuori sede, quindi sto riscoprendo un po' cosa significa stare in casa. Malissimo, malissimo. Dovevo andare dai miei parenti e non ci vado per colpa di questa cosa. Mi dispiace. Sul divano a fare un picnic sul tappeto con lui. Una Pasqua solitaria, triste. Rinchiusi qua, torno. Purtroppo è così. Cosa si cucinerà a casa per Pasqua? Niente di che. Qualcosa di normale, senza far grandi cose. Pesce, con i miei figli. Abbiamo scelto di fare pesce per Pasqua e poi invece Pasquetta, fortunatamente abbiamo un po' di giardino, facciamo una grigliata, insomma. Farò qualcosa di speciale da mangiare, non so, il pasticcio, le lasagne, l'agnello, adesso vedo come va qua dentro. Qui siamo nel Trevigiano e nel Vicentino invece sentiamo la gente. Sarà più spirituale e più isolata. A casa, come tutti penso, no? Ecco, speriamo che passi presto e mi auguro per tutti una felice Pasqua per tutti quanti. In casa? Ma un po' di festa ci farà? No, siamo io e lei, e quindi è un po' difficile. La mamma da un'altra parte e le altre persone no, non è possibile raggiungerle. Quindi sarà una Pasqua triste? Beh, direi. Assolutamente, certo che si riuscirà a vivere, ma dipende da noi, no? C'è chi deliria in questo momento, chi è preso dal panico, poveri, e chi invece investe il tempo in maniera diversa. Quindi sarà una Pasqua che verrà festeggiata in qualche modo in casa? Sì, io spero di sì. Dipende da chi crede. Lei come la festeggerà? E con mio figlio, tranquillamente. Questa Pasqua, contrariamente al solito in cui ci si riuniva con la famiglia, nipoti, mio fratello, mia cognata, ognuno a casa propria. Ognuno a casa propria. E però lei farà qualcosa magari per ricordare questa Pasqua? Forse c'è qualche piatto qualche piatto che ha caratteristiche particolari, ecco. In giardino con la famiglia che ha la fortuna di avere il giardino, un barbecue e niente agnello, perché l'agnello non si trova, forse è anche il caso di cambiare abitudini e speriamo che insomma passi in letizia lo stesso. E questa emergenza economica al tempo del coronavirus ha diverse facce, presenta diverse facce di una medaglia. Purtroppo anche quella che riguarda appunto l'intervento di cosche malavitose, a cominciare proprio dalla mafia, ma sentiamo. È un tema fondamentale perché se dobbiamo dare liquidità e liquidità alle imprese immediatamente, naturalmente bisogna evitare che questi soldi vadano alle mafie
vadano le coste. Nei tempi di crisi ci sono sempre gli sciacalli che speculano dal punto di vista economico, finanziario, sociale, per la disgregazione sociale, della coesione sociale. Quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo semplicemente tenere alta la guardia. È uno degli aspetti più allarmanti della crisi economica che sta attanagliando le imprese anche in Veneto, quello del rischio di infiltrazioni mafiose. Il virus può alimentare il racket. La cronaca giudiziaria degli ultimi mesi con il caso Eraclea in primo piano dice che il fenomeno va monitorato anche a nord-est. C'è un grande lavoro da parte del Viminale, c'è un grande lavoro anche per esempio del COPASIR, del Comitato parlamentare per i servizi segreti. Ma per le categorie economiche c'è un altro rischio, come sottolinea il presidente di Unioncamere del Veneto. La burocrazia si deve combattere pari alla mafia, pari alla crisi, al coronavirus che si sta combattendo adesso, perché è il secondo coronavirus la burocrazia per il nostro paese. E a proposito del sistema paese, Pozza lancia un messaggio al Presidente del Consiglio. Magari iniziare a fare una riforma vera e propria del fisco, non possiamo avere una tassazione così alta, altrimenti le tasse le portano fuori dall'Italia, ma non solo le tasse, perché poi c'è tutto un indotto di professionisti, di competenze che seguono le imprese quando vanno fuori. E a soffrire parecchio in questo periodo è soprattutto il settore del turismo. A Venezia si pensa che ci vorrà almeno un anno per riprendersi. Sarà un'estate in quarantena, saremo ancora in quarantena. Del turismo se ne potrà riparlare marzo-aprile del 2021. Non si tratta di essere né pessimisti né ottimisti, ma realisti. Secondo il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, dal 23 febbraio, dal giorno dopo il primo caso di coronavirus in Veneto, è iniziata un'emergenza sociale ed economica che non finirà presto, soprattutto per l'attività cardine su cui è basata l'economia di Venezia e di parte del suo entroterra, il turismo. A livello mondiale e soprattutto a livello europeo non ci sarà il liberi tutti e perciò la gente non si muoverà, le persone non si muoveranno con la stessa facilità con cui si muovevano prima e questo inevitabilmente avrà una ricaduta drammatica in una condizione in cui già abbiamo perso tanto, a Venezia poi ancora di più con l'acqua alta e col carnevale, e perciò dobbiamo andare incontro a questa diagnosi. Marinese è per la riapertura delle imprese che possano garantire la sicurezza dei lavoratori, non solo in azienda, ma per esempio anche nei mezzi pubblici che li devono trasportare. Una posizione che ha comunque aperto un vivace dibattito tra la Confindustria e i sindacati anche a Venezia. È ovvio che tra noi e i sindacati in questo momento c'è una diversa veduta, però l'obiettivo è comune. Il problema fondamentale è che in questo confronto abbiamo un obiettivo comune, perché i sindacati vogliono tutelare la salute dei lavoratori e noi lo vogliamo fare nello stesso identico modo. Il problema è che loro ritengono che la tutela passi attraverso la chiusura e noi riteniamo che la tutela invece passi attraverso un controllo scrupoloso di quelle che sono le dotazioni di sicurezza. È lì, ma non è uno scontro, è un confronto. E invece c'è l'Ascom che rivolge un appello a tutti i parlamentari trevigiani. Chiediamo un indennizzo sul fatturato perso, è questa l'iniezione di liquidità di cui c'è bisogno. Non c'è bisogno di indebitamento. Governo fuori strada, la Confcommercio scrive una lettera ai parlamentari trevigiani in cui boccia decisamente il decreto liquidità e chiede una svolta drastica rispetto alle misure intraprese. Abbiamo scritto loro perché il governo sta adottando delle misure che sono lontane dalle soluzioni, sono assolutamente inadeguate. Ciò che chiediamo, ma non per un interesse di bottega, lo chiediamo per salvare le imprese. Se si indebitano le imprese e si chiede loro di restituire in 6 anni un debito pari al 25% del fatturato, vuol dire che non si è capito di cosa stiamo parlando. 10, 15, 20 anni. Questi sono i tempi di cui le imprese hanno bisogno e la liquidità di cui c'è bisogno è un indennizzo, non è un indebitamento. Per il presidente Capraro occorrono dunque lo stato di crisi per turismo, servizi e commercio non alimentare e finanziamenti a fondo perduto pari al 50% del fatturato ed è necessario, aggiunge, agire in fretta semplificando l'italica maniera di applicare i provvedimenti adottati. È la piccola lezione che forse abbiamo imparato da questa grande emergenza, che bisogna
smetterla con la burocrazia, bisogna smetterla con questo tipo di interventi, bisogna intervenire sistematicamente a sostegno delle imprese che sorreggono il tessuto. È tutta un'altra la strada che dobbiamo percorrere a sostegno del turismo, dei servizi e del commercio. C'è bisogno di interventi completamente diversi e non c'è tempo. Questa è la richiesta che facciamo. Un grido d'allarme importante che arriva, abbiamo sentito anche dall'Ascom, in generale un po' da tutte le categorie economiche e produttive. Ci separiamo per qualche istante, c'è la pausa e poi rientriamo subito dopo. Eccoci in diretta, siamo in attesa della puntuale e quotidiana conferenza stampa alla sede regionale della Protezione Civile con il governatore del Veneto Luca Zai, gli assessori Lanzarin e Bottaccin. La postazione è ormai sistemata, è appunto alle 12:30 l'appuntamento e quindi siamo in attesa proprio del quotidiano aggiornamento che arriva direttamente da Venezia. E intanto dovremmo essere riusciti a collegarci telefonicamente con la nostra Gabriella Basso. Gabriella, ci senti? Sì, pronto Vanessa. Pronto, buongiorno e buona Pasqua anche a te. Grazie. Grazie. Allora, tanti gli esempi di solidarietà che sono stati portati anche dalle varie amministrazioni comunali nel Vicentino, vero? Sì, infatti, ieri pomeriggio è stata una giornata, diciamo, di preludio alla Pasqua con la consegna da parte dell'amministrazione di Vicenza con il sindaco e l'assessore alla protezione civile Ierardi delle uova di Pasqua che sono state donate da un'azienda nota appunto del cioccolato, insomma, italiana, la Perugina, l'ex Perugina, insomma, e hanno appunto donato queste uova alla protezione civile e l'amministrazione comunale le ha portate di Vicenza al San Bortolo donandole alla pediatria, quindi a tanti bambini che sono lì ricoverati, ma anche al personale che giornalmente appunto si spende nella cura di tutti i pazienti Covid e non Covid che sono presenti appunto al San Bortolo. La stessa cosa è stata fatta però anche in altre amministrazioni come quella di Noventa Vicentina, che le uova sono state portate dal sindaco sempre con l'assessore alla protezione civile e i volontari della protezione civile alla casa, una casa di riposo appunto di Noventa Vicentina ed anche lì appunto all'ospedale. Un gesto questo proprio per farsi sentire vicini a chi sta male, a chi è in ospedale, non è a casa con i propri cari a festeggiare questa Pasqua. Ed è anche un momento, diciamo, di solidarietà generale e di un modo per festeggiare appunto la Pasqua, la Santa Pasqua, questo giorno di risurrezione di Cristo, dopo quello che ieri era stato un po' il giorno, come aveva detto il Vescovo, della meditazione, della riflessione e del silenzio. Un gesto importante per farsi sentire vicini appunto a queste persone che non stanno bene, per il San Bortolo in modo particolare, per i tanti bambini che appunto magari sono ricoverati lì in ospedale e che magari non riescono a vedere i genitori o comunque insomma con tutte le misure anti-Covid anche le uova erano difficili da reperire, ecco, possiamo dire questo. Poi tra l'altro quando hai parlato della casa di riposo di Noventa Vicentina stiamo vedendo le immagini con il sindaco che appunto si trova davanti alla casa di riposo di Noventa e diceva anche la stessa direttrice che al momento non ci sono case all'interno di questa struttura di persone positive al Covid-19. Dice abbiamo lavorato duro, nel senso che abbiamo davvero seguito tutte le restrizioni possibili. Però questo lavoro è servito per limitare almeno la struttura. Ma infatti delle case di riposo del territorio vicentino, diciamo, ce ne sono state 2 o 3 che hanno avuto grossi problemi, nel senso che purtroppo non subito hanno utilizzato tutte le misure restrittive che erano state previste, tipo appunto che i parenti non andassero a trovare gli anziani, oppure magari c'è stato qualche problema con qualche addetto che era appunto positivo e sappiamo benissimo che c'è tutto il problema della mancanza di mascherine, di tutti quegli ausili, quei presidi che sono fondamentali proprio per la prevenzione del contagio e quindi c'è stato questo problema dalla Trento di Vicenza alla casa di riposo di Gambellara piuttosto che a Gugliaro o quella di Asiago.
Altre strutture che subito, immediatamente hanno chiuso, si sono, diciamo così, salvaguardate da questo contagio, quindi il territorio vicentino da questo punto di vista è diciamo anche messo bene, ecco. Tu tra l'altro hai vissuto in questi giorni la città di Vicenza nello specifico, come stanno attraversando questo momento le persone, i vicentini? C'è un misto di diciamo rassegnazione, tristezza, ma anche un ritrovarsi, ecco, ritrovarsi con la famiglia. Chi poi soprattutto è fortunato che magari ha qualche giardino riesce anche a viverlo bene, nel senso che fa un barbecue ai bambini, cioè c'è un ritrovarsi in famiglia, ecco. Certo diventa molto più difficile per esempio per le tante persone sole, dove questa cosa viene vissuta proprio con tristezza, l'impossibilità di trascorrere queste festività importanti per la religione cattolica con i propri cari, con i propri familiari che in questo momento si sentono ancora più lontani. Una videochiamata non riesce a supplire, diciamo, a questa necessità, in questo momento sentita in maniera molto 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 forte. Certo è che c'è un grande senso di solidarietà che viene portato soprattutto dai volontari della protezione civile. Sì, ecco, l'importante della città è comunque vicina a tutti i sindaci del territorio, sono vicini ai loro cittadini, portano appunto la solidarietà dalle uova di Pasqua, per dire, a per esempio l'altro giorno sono state distribuite mascherine, occhiali, guanti, sia quelli della Regione Veneto, sia altri che sono state donate da città gemellate con la Cina. C'è un'attivazione fortissima da parte di tutte le amministrazioni per i propri cittadini, per supplire a quelle che fin dall'inizio erano state delle carenze dovute a tanti motivi, tra cui anche una sorta di boicottaggio a livello internazionale, blocco alle dogane di tutti quelli che sono gli ausili necessari per la prevenzione del Covid. Certo, bene, allora io ringrazio Gabriella Basso davvero per questo tuo intervento e ancora auguri di buona Pasqua Gabriella e buon lavoro. Grazie, auguri a tutti quanti, buona Pasqua. Bene, allora noi continuiamo in attesa dell'arrivo del governatore Zaia. Abbiamo sentito Gabriella che parlava appunto di questo grande esempio di solidarietà che c'è nella città di Vicenza, in realtà c'è un po' in tutti i paesi e le città della nostra regione, perché anche nel veneziano continua la distribuzione di spesa di generi di prima necessità, soprattutto alle persone sole, alle persone che hanno un disagio. Abbiamo consegnato ora anche un carico di kit alimentari a Casa San Giuseppe, a Suor Daniela. Qui fanno attività caritativa importante perché servono pranzi e hanno anche un dormitorio per persone bisognose. A seconda tappa, nel frattempo al Lido e a Pellestrina sta arrivando un altro convoglio e sta distribuendo anche al Lido a Pellestrina. Quindi anche oggi, entro oggi, riusciremo a coprire alcuni punti del centro storico da cui poi partiranno ulteriori contributi e spedizioni. Una distribuzione capillare che in poche ore ha raggiunto il territorio comunale. È scattata venerdì pomeriggio la consegna dei kit alimentari di prima necessità per aiutare i cittadini che si sono ritrovati in difficoltà economica a causa dell'emergenza coronavirus. In ogni scatolone ci sono alimenti sufficienti per una settimana a persona. Un impegno importante che va di pari passo con l'ordinaria attività che il Comune di Venezia ha sempre fatto nell'ambito del sociale e con l'impegno straordinario messo invece in atto in queste settimane per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E adesso vi mostriamo le immagini che hanno davvero registrato più di 1 milione di visualizzazioni. Sono immagini che mostrano una Venezia in questi giorni di coronavirus, una Venezia che davvero sembra stranissima, sembra che arrivi davvero, che sia davvero lo scenario di un film di fantascienza. A realizzare questo video è un videomaker del Lido, Andrea Rizzo, ma vediamo assieme. Un filmato che ha fatto il giro del mondo diventando virale, già più di 1 milione di visualizzazioni. Un video che racconta una Venezia inedita ai tempi del coronavirus, vuota. Ho avuto questa importante richiesta da una televisione straniera che mi chiedeva di documentare la mia Venezia
in questo periodo così difficile per il coronavirus. Quando ho visto le immagini che avevo, ho voluto realizzare questo video che restasse per la storia di Venezia. Le immagini, inizialmente richieste da una televisione giapponese, hanno bucato lo schermo catturando l'attenzione di tutti i veneziani e i residenti, ma anche turisti, curiosi e amanti della città. Certo che viene da dire, guardando queste immagini, quanto bellissima è Venezia. Perdonatemi anche se dico così, ma davvero immagini spettacolari di questa città che è un nostro grande gioiello. Speriamo davvero di riuscire presto, il più presto possibile, a tornare a visitarla, riuscire a poter tornare appunto a vedere e riscoprire le bellezze che racchiude questa splendida città. Continuano intanto i gesti di solidarietà, consegna delle colombe, ma c'è anche chi decide di donare una pizza a chi non se la può permettere. Restiamo proprio nel veneziano. Un gesto semplice che ha portato affetto e calore a tanti cittadini. È quello voluto dall'imprenditore Antonio De Martino, che con il suo gruppo Coesione per vincere la diffusione ha voluto offrire circa 500 colombe alle parrocchie, alle famiglie bisognose e al personale sanitario. Ringrazio nella persona di De Martino, Antonio, vorrei ringraziare questo gruppo che si sta interessando per questa pandemia che speriamo termini, però dalle notizie sembra che la cosa vada avanti e quindi adesso è importante la solidarietà. Tra le iniziative, alcuni ristoratori si sono mobilitati per offrire la pizza a chi non potrebbe permettersela, portandola direttamente a casa, e sono pronti a preparare un pranzo di Pasqua speciale per le famiglie bisognose. Noi parroci del Lido ci siamo messi d'accordo e di coalizzare tutta la nostra carità, che è proprio l'insieme della carità di tutti, in questa parrocchia, ecco, di Sant'Ignazio. Un augurio di cuore per tutti. Pasqua vuol dire anche questo passaggio dall'individualismo che forse fino adesso regnava un pochettino, invece alla solidarietà, e quindi questo è un'occasione grande che ci è data anche dalla provvidenza, chiamiamola così, ecco, per guardare di più agli altri che a noi stessi. Approfitto per fare, a nome dei miei confratelli, un augurio a tutti quelli che in questo momento si interessano degli altri. Buona Pasqua. A tutti quelli che si interessano degli altri, sono davvero tante le persone, tanti gruppi, tante le associazioni che si stanno muovendo per aiutare il prossimo, ma per aiutare anche, nel caso dell'associazione Helios Onlus, proprio i nostri ospedali, i medici e infermieri del nostro ospedale, per aiutarli proprio con l'acquisto di macchinari, strumentazioni che diventano indispensabili, necessarie per salvare vite umane. E a proposito, prima vi abbiamo mostrato il servizio per questo traguardo sempre più vicino del €1 milione grazie al vostro contributo, ed è arrivata poco fa in redazione una mail che hanno girato proprio i responsabili di Helios Onlus, che voglio leggere e condividere con tutti voi, perché tutti voi siete protagonisti di questa grande vittoria che si sta davvero raggiungendo, questo traguardo che si sta davvero raggiungendo grazie al vostro contributo. Helios Onlus, in occasione delle feste pasquali, desidera ringraziare tutti per la grande generosità che in questi tempi difficili c'è stata dimostrata e donata, dando prova di sensibilità e attenzione nei confronti di chi soffre. Esprimiamo la nostra più profonda riconoscenza e ammirazione per l'altruismo e per il sentimento di solidarietà umana manifestato, per la volontà di aiutare e di essere vicini agli altri. Ringraziamo tutti coloro che con le loro donazioni assieme a noi hanno voluto contribuire alla fornitura di presidi sanitari da Covid-19 per il nostro ospedale.
Grazie a ognuno di voi, perché donare in questi momenti significa aiutare concretamente a vivere. Un augurio di buona Pasqua con la speranza che possa essere serena e felice nonostante le avversità. E allora ho voluto leggere integralmente a tutti voi il messaggio che l'associazione Helios Onlus ha inviato, ha girato alla nostra redazione proprio per condividere con tutti voi questo momento che sì, è vero, è difficile, però state dimostrando tutti quanti un grandissimo senso di solidarietà, davvero di condivisione e di aiuto per chi si trova in difficoltà. E allora è giusto condividere, queste sono nel momento difficile, sono gran belle notizie che è giusto condividere insieme. E quindi grazie davvero a voi perché continuate ad aiutare, donare per il nostro ospedale, ma soprattutto aiutate i nostri medici a curare tutte le persone che stanno soffrendo e sono magari in situazioni molto molto gravi. E adesso torniamo a parlare delle varie categorie che si trovano in questo momento difficile a soffrire. Tra queste c'è anche tutto quanto sono tutte quelle strutture che fanno parte delle scuole private, a cominciare proprio dai nidi privati. Vediamo com'è la situazione. La situazione è difficile per noi come nidi. Siamo in contatto con altre strutture come le nostre, della provincia di Venezia, di Vicenza, di Verona, di Padova, di Treviso, di Belluno, e ci stiamo veramente allargando per cercare di riunire le nostre forze e far sentire la nostra voce. Non è facile. Oggi nessuno parla di noi, di fatto succede questo. Si è parlato di chiusura dal 23 febbraio, ricordiamocelo, noi siamo chiusi dal 23 febbraio e ad oggi nessuno si è ricordato di noi. Nessuno parla della nostra categoria. Laura gestisce il nido Raggio di Sole di via Miranese a Mestre insieme alla sorella Barbara, e da quando sono state messe in campo le misure di contenimento per contrastare il contagio del virus, la situazione per loro è diventata difficilissima da sostenere, sopravvivendo con le rette dei genitori. Noi siamo veramente in difficoltà e pensare di arrivare così come siamo oggi a settembre è praticamente impensabile. Che il nostro fa parte di quei servizi che devono essere considerati essenziali. Cioè le famiglie hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di aiuto e noi glielo diamo. Anche per questo il nido tiene le porte aperte nel periodo estivo. La nostra idea, ne abbiamo veramente tante perché ne stiamo pensando ogni giorno per trovare una soluzione per tutti, ma ripeto, per tutti, non è solo per noi per sopravvivere, ma è per un genitore che può riprendere a lavorare o fare uno smart working in serenità, senza avere questo altalenarsi di giornata che va tra il computer e il bambino. È la serenità del dipendente che può tornare a lavorare, però lavorare in sicurezza, entrate monitorate, entrate a scaglioni, oppure gruppi che fanno solo il mattino, gruppi che fanno il pomeriggio. Però vi prego che qualcuno ci dia una mano e ci ascolti, ci faccia capire che siamo ascoltati, che esistiamo, che si ricorda che ci siamo anche noi. Anche perché sappiamo quanto fondamentali siano queste strutture, soprattutto appunto quando ci sono tutti e due i genitori che lavorano e i bambini appunto diventa un punto di riferimento importantissimo per i bambini con famiglie con i genitori che lavorano entrambi. C'è una breve pausa e tra pochissimo torniamo in studio. Siamo nuovamente in diretta, intanto stiamo aspettando, ormai questione di minuti, che il governatore del Veneto Luca Zaia e gli assessori Lanzarini e Bottaccini arrivino alla sede regionale della Protezione Civile. State vedendo che ormai è tutto pronto, tutto allestito, si sta solo aspettando appunto l'arrivo di Zaia e degli assessori per il quotidiano punto di aggiornamento, il punto stampa di aggiornamento. Io adesso vorrei approfittare per leggere qualche messaggio che ci state inviando. Il numero è il 340 3218 806. E allora cominciamo proprio da questo. Ieri era l'anniversario di 67 anni di matrimonio di mia mamma, che ha 89 anni, e mio papà, di 92 anni, di Recoaro Terme. Potete fare tanti auguri su Rete Veneta, e questa è la richiesta dalla figlia Mary, e senz'altro allora tanti auguri a mamma e papà di Mary, di Recoaro Terme, per i loro 67 anni di matrimonio, di vita insieme. Tanti auguri, buon anniversario. Ancora, se è vero che faranno i tamponi passando con l'auto in certe zone,
e senza rischi di contagio, abbassando il finestrino eseguono il tampone a tutti. Chiedo cortesemente dove ci sono e dove è possibile passare per il test. Quindi adesso da capire, senz'altro le varie amministrazioni comunali avvertiranno nel momento in cui ci saranno questi tamponi, e quindi si potrà sapere quando e se e dove li faranno senz'altro. Grazie davvero di cuore per tutto quello che fate, grazie per trasmettere le messe del Patriarca che sono un vero balsamo per l'anima. Le parole del Patriarca sono perle di speranza in questo momento. Grazie, una buona Pasqua a tutti voi, e questa che scrive è Laura. In effetti le parole del Patriarca sono molto intense, molto incisive e stanno coinvolgendo davvero tutti quanti, e è bello che si possa condividere insieme questo momento così speciale e particolare. Siamo di fronte a un virus mortale, chiedete tolleranza alle forze dell'ordine, è già tanto se non mettono in carcere chi non rispetta i divieti, perché davvero poi si arriva anche all'esasperazione, perché quando si cerca di rispettare le regole e tutto, e poi si vede che magari tanta gente, come è chiaro, come si evince da questo messaggio, tanta gente che non rispetta le regole, viene davvero rabbia, verrebbe davvero da dire alle forze dell'ordine: usate le maniere forti, perché se no queste persone non capiscono quanto sia pericoloso e sia grave pericolosa e grave la situazione. E intanto parte un progetto per venire incontro alle fasce più fragili della popolazione e aiutarle a superare questo momento di quarantena. Questo progetto riguarda principalmente la possibilità di contattare a casa quelle persone che sono in situazioni di fragilità. È un'attenzione che in questi giorni, a fianco a quella sanitaria, a fianco alla gestione dell'emergenza sanitaria, è un'attenzione che abbiamo deciso di porre soprattutto nelle fasce più deboli. Un progetto con più attori per dare una prima risposta all'emergenza sociale ai tempi del coronavirus e individuare i soggetti più fragili, quelli che solitamente non vengono intercettati dai canali tradizionali, come famiglie monoparentali, giovani e single. Questo ci permette di evidenziare delle fragilità con interventi di presa in carico così importanti soprattutto per la strutturazione del progetto. Quindi un essere vicini ai nostri cittadini davvero a distanza, responsabili, consapevoli e solidali, rimanendo a casa. Emergenza straordinaria, nuove... Buona Pasqua! Vediamo il governatore del Veneto, Luca Zaia. Allora ascoltiamo la conferenza stampa. È un peccato che magari non si vedano, magari Carlo, se riusciamo a far vedere anche tutti i ragazzi, è giusto, quindi grazie a tutti per essere presenti. È giusto che insomma i veneti vedano anche nei social, nella diretta, che ci sono i pionieri, noi giornalisti che sono sempre qua e che siete parte di questa storia, nostro, vostro malgrado, insomma, magari avremmo voluto occuparci di altre vicende, però insomma devo riconoscere che fate parte della squadra veneta in questa emergenza. Allora, per andare veloci, anche perché mi rendo conto, salutiamo anche Chiara, ha avuto un sacco di messaggi dicendo devi andare più piano perché Chiara non ce la fa, perché io non la vedo. E mette agitazione, se no. Boh. Tamponi, 200.000. Ormai siamo a 200.000 tamponi. Vi devo dire che ho incontrato il professor Crisanti, la macchina funziona, mi ha messaggiato anche ieri sera, quindi siamo a pieno regime, quindi adesso si spingerà molto di più. 18.000 persone, 18.356 persone sono in isolamento, delle quali 14.077 sono positive. Vi ripeto che il dato dei positivi è un falso indicatore, perché qualcuno dice ma aumentano i positivi, non è un indicatore perché sono i tamponi che abbiamo in magazzino e sono tamponi che facciamo. Chi non ha positivi vuol dire che non fa tamponi. Peraltro voglio anche ricordarvi, e immagino che l'assessore Lanzarini avrà i dati per martedì, avremo finito tutti i tamponi tra gli operatori e anche le case di riposo, sì. Ma anche nella sanità, e già abbiamo un primo indicatore che mediamente i medici contagiati sui circa 10.000 medici che abbiamo sono l'1,3%, quindi un dato assolutamente che dimostra che le protezioni e le attenzioni da parte dei medici ci sono state. I ricoverati sono 1.677, vedete che stanno calando i ricoverati, stanno calando vistosamente. E di cui in terapia intensiva sono 249, che non sono pochi, 249 Covid
coronavirus in terapia intensiva sono per noi molti. I dimessi sono 1691 e sostanzialmente ormai siamo a 8 giorni, se non 9, nei quali il numero dei dimessi supera il numero dei ricoverati quotidianamente. I morti sono 759, questa è la nota dolente, ai quali si aggiungono quelli fuori dagli ospedali, quindi abbiamo passato gli 800. E sono morti, ovviamente noi censiamo come morto da coronavirus tutti coloro che comunque sono positivi al tampone e hanno perso la vita causa anche del coronavirus o per il coronavirus. I nati questa notte sono stati 75 nelle ultime ore. Brevi considerazioni prima di passare a un aspetto forse un po' più ludico. La tragedia, l'emergenza non è conclusa. Io domani firmerò un'ordinanza che stiamo scrivendo, abbiamo fatto anche stamattina dei ragionamenti sull'ordinanza, abbiamo ancora dei punti da chiarire di natura giuridica. Voglio ricordarvi che l'apertura delle imprese non compete alla Regione, non è uno scaricabarile, dico che non compete, lo dico perché è giusto chiarire questo aspetto, perché tanti mi chiedono ma quali imprese aprirà martedì mattina? La Regione non può aprire nessuna impresa e non può aprire le scuole. E penso che sarà fondamentale fare molto affidamento sul senso di responsabilità dei veneti. Io sono molto preoccupato del fatto che qualcuno non pensi che è già finita. E questo voglio che resti agli atti, perché in base al nostro comportamento, poi domani parleremo dell'ordinanza, io vedo subito, noi vedremo subito l'accesso in ospedale, ma peggio ancora l'accesso alle terapie intensive e alle malattie infettive. Siamo in presenza del virus, il virus non se n'è andato, modificherà radicalmente il nostro modo di vivere, torneremo alla normalità nel tempo, ci vorrà parecchio tempo, non voglio inquietare nessuno, però è pur vero che vi chiedo di non abbassare la guardia. Poi discuteremo dei 200 metri da casa, se il negozio dei fiori sarà aperto o no, se altre, però la messa in sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. È fondamentale capire che qui non è che stiamo giocando con la vita dei cittadini e con le restrizioni, qui stiamo pensando alla vita dei cittadini. Li avete visti tutti i dati del Veneto. Se abbiamo questi dati è perché c'è una macchina della sanità che funziona, e non smetterò mai di ringraziare tutti gli operatori, il volontariato, ma c'è anche un popolo che risponde, perché io onestamente, se qualcuno me lo chiedesse, tanti anche giornali stranieri ce lo chiedono, lo sapete, siamo diventati un case history, no? Un caso da studiare, dico sempre, se i veneti non avessero rispettato le regole, noi non saremmo qui con questi bilanci, ma con bilanci molto peggiori. Quindi domani parleremo dell'ordinanza, però siccome oggi è Pasqua, faccio gli auguri, li ho fatti all'inizio, li faccio a tutti veramente di cuore, vi dico attenzione di non calare, di non abbassare la guardia, non abbassate la guardia e chiedo aiuto ai ragazzi. I ragazzi sono la vera forza di questa emergenza, a loro chiedo di continuare questa battaglia, magari non gli chiederemo più di farla chiusi nella cameretta o sul terrazzino di casa, però che siano loro i nostri portabandiera della lotta contro il coronavirus. Questo lo possono fare solo i ragazzi, perché sono in rete, perché comunicano in maniera digitale, perché comunque sono nelle nostre case, nelle nostre comunità e possono essere endemici, più del virus se vogliono. I ragazzi hanno dimostrato 1000 volte che riescono a organizzare e riempire le piazze del mondo, lo devono fare per il coronavirus. Indignatevi se qualcuno non rispetta le regole, questo lo dico ai ragazzi, che sono svegli, intelligenti e che molto spesso vengono bistrattati, no? Vengono sempre ritenuti qualcosa che diventerà cittadino. No, loro sono dei cittadini, l'hanno dimostrato in questa tragedia, perché con le restrizioni che abbiamo pensato in questo mese è venuto fuori che i ragazzi sono stati i veri eroi. Per carità, tutti noi cittadini abbiamo sofferto nel stare a casa, nel non poter più avere frequentazione e quant'altro, però i giovani hanno fatto molto di più. Detto questo, prima di passare alle domande, vi dico ancora 2 o 3 cose. Intanto
i bimbi, oggi è la giornata dei bimbi, ci mandano un sacco di materiale, quindi io voglio, oggi ci sono due fratellini che si chiamano Vittoria e Mario, pensate, si chiamano, me l'ho messo nella cassetta della posta, me la sono trovata questa, dalla Pasqua fra l'altro di cognome, e guarda, ha fatto il disegno, e quindi ringraziamo, e tutti i bimbi esprimono solidarietà per i medici, per il lavoro che si fa, cioè è veramente una cosa straordinaria. Salutiamo anche Aurora, un'altra bambina, e il fratellino Pietro, e Aurora purtroppo è una bambina non fortunata che ci guarda tutti i giorni, e quindi ci tenevo a salutarla, ci ha scritto la mamma. Ecco, Edoardo di Treviso che ci manda un altro disegno. E poi anche Sofia ed Anna, ed ho finito, evito oggi di leggervi tutte le lettere. E posso dire, questi ragazzi, questi bambini, hanno ben chiara la situazione e ben chiare le restrizioni. Tutti dicono, questo ve lo dico perché io ho letto tutte le lettere, tutti dicono abbiamo il coronavirus, cioè parlano del coronavirus e tutti dicono dobbiamo rispettare le regole, andrà tutto bene. Questa è la frase che ci mettono tutti i ragazzi, dobbiamo rispettare le regole, vuol dire che hanno dei genitori responsabili e vivono in una comunità responsabile. Non c'è un bambino che mi dice liberami, non ce n'è uno, e sono bimbi, hanno bisogno dell'erba, hanno bisogno di correre, hanno bisogno dei coetanei. Continuo a ringraziare per le donazioni, ma ve ne parlo dopo le domande, che forse è meglio, così poi chiudiamo con le donazioni. Prego, domande. No, ho avuto una critica, dicono date un microfono ai giornalisti, vogliamo sentire le domande. Ma adesso abbiamo l'ambientale. Ah, buon, perfetto. Ma io partirei chiedendo al Presidente su cosa state ragionando per questa nuova bilancio, visto che delle aziende, delle scuole ha detto queste competenze statali. Cosa sta concentrando l'attenzione? Ma guardate, l'attenzione si concentra sul fatto che dobbiamo far capire ai cittadini che non bisogna abbassare la guardia, far capire ai cittadini che ci sono delle regole minimali che dovremmo comunque rispettare per mesi, cercare di adottare delle misure che siano sostenibili e che siano di equilibrio. Ad oggi non vi anticipiamo niente perché stiamo facendo un approfondimento anche su una parte giuridica che vogliamo verificare per bene. E peraltro ne abbiamo discusso fino a ieri sera con l'avvocato Botteon che sta facendo delle verifiche, ma di certo il tema è quello di non abbassare la guardia. Dopodiché tutto quello che si può concedere lo si concede, però con senso di responsabilità. Non vorrei mai che qualcuno pensasse che la partita è finita. Altro? Auguri. Ciao Milva. No, nel senso ho sentito i ministri Speranza e Boccia, ma non ieri, l'altro ieri. Ma guardate, noi proposte, cioè diciamo che siamo sempre disponibili ad attivare sperimentazioni, ma vorrei ricordare che l'abbiamo chiesto come presidenti, cioè nel documento ufficiale presentato dal presidente Bonaccini noi abbiamo presentato una breve lista di attività che è da adottare, una delle quali è quella di poter coinvolgere le regioni. Io penso che dovremmo ragionare moltissimo sulla messa in sicurezza dei lavoratori e pensare che con un lockdown, attenzione che ieri è venuto fuori, forse qualcuno si è accorto che esistiamo, ma Zaia ha detto che non esiste il lockdown. Sì, non esiste lockdown. Lockdown vuol dire chiusura totale. Non esiste più da giorni la chiusura totale, ma direi forse anche da settimane. Nel momento in cui tu introduci dei codici e quindi delle aperture per alcune aziende, è finito il lockdown. Punto. E certo è che dobbiamo fare in modo che i lavoratori siano assolutamente protetti, ma io non ho trovato imprenditori che non siano disponibili a questo, quindi varrebbe la pena forse di approfondire questo tema dei protocolli per aprire le aziende. Come lo vedi il 14 aprile? Come se lo immagina? Guardate, io spero che non sia di affollamento, perché l'affollamento aumenta il contagio e quindi aumenta la diffusione del virus. Spero che coloro che hanno avuto e avranno la possibilità di uscire di casa si rendano conto che hanno la responsabilità della loro salute,
ma anche di quella degli altri, quindi i dispositivi di protezione sono fondamentali. E continuo a dirlo, ma vedo che siamo inascoltati, che bisogna creare un meccanismo virtuoso per il quale ci siano imprenditori che riescano a importare container di mascherine, che ci sono, e riescano a distribuirle alla popolazione. E noi ci siamo dati da fare col fai da te, abbiamo distribuito 8 milioni e mezzo di mascherine gratuitamente, grazie alla protezione civile, agli alpini, a tutti i volontari che ci hanno dato una mano. Siamo pronti a distribuirne ancora, però molti cittadini andrebbero volentieri in farmacia a comprarsi un pacco di mascherine piuttosto che al supermercato o quant'altro, ma la difficoltà è sdoganarle. Il governo si è rimangiato quell'ordinanza sulle... Ancora no, mi è stato detto che la vogliono fare questa revoca nel momento in cui si apriranno le imprese, ma sarà troppo tardi, perché già martedì mattina, se avessimo più mascherine, avremmo ancora più certezza e più sicurezza. Cioè, guardate, quando tu vedi che l'1,30% dei medici in ospedale è contagiato, vuol dire che il sistema di protezione ha funzionato. È semplice, no? E siamo sul 3, mi sembra il 60 nelle malattie infettive, che vuol dire proprio il Vietnam del virus, dove abbiamo avuto gente veramente al fronte. Quindi questo vuol dire che il dispositivo non è inutile, come qualche scienziato diceva che non lo devono portare solo i sintomatici. Lo dovremmo portare tutti, abituarci a portarlo, a meno che uno non si faccia una passeggiata in campagna per i cavoli suoi, ma insomma nei negozi avete visto che noi già abbiamo prescritto nel trasporto pubblico locale, quindi è fondamentale il dispositivo. Posso? Sono domande? Sì, no, perché giustamente Domenico Basso non è qui con noi, ne fa solo una domanda. Lei pensa di fare un'ordinanza che fermi l'apertura delle librerie come ha fatto la Lombardia? Secondo lei ha un senso? Guardi, non la stiamo valutando in questo momento. Pensiamo, a parte il fatto che nel momento in cui si vanno a chiudere, giustamente sono argomentati, i dati epidemiologici della Lombardia sono diversi dai nostri, per cui non è corretto paragonarlo. Lo dico per me, non per Basso. È uno dei temi che abbiamo visto, però si capisce insomma che c'è un grande spartiacque tra aprire o non aprire su tutto, no? Di mezzo secondo me c'è il tema dei dispositivi per i cittadini e la messa in sicurezza. Pensate ai trasporti, no? I trasporti, i lavoratori, le masse di lavoratori che devono andare a lavorare, devono essere messe in sicurezza i trasporti. Noi già abbiamo fatto questa azione preventiva dell'obbligo della mascherina e dei guanti, però bisogna anche trovare materiale, ad esempio guanti non se ne trovano più. Per quanto riguarda i trasporti dei lavoratori che dovranno recarsi al posto di lavoro a partire da martedì, la Regione può fare qualcosa anche delle indicazioni alle aziende? Ma guardate, noi abbiamo già visto sui TPL, io ho già fatto un'ordinanza che rinnoverò, questa ve lo confermo, che nel TPL, cioè nel trasporto pubblico locale, qualsiasi tipo di trasporto pubblico locale, da quello acqueo a quello su gomma, c'è l'obbligo della mascherina e dei guanti. Questo è fondamentale per noi. Sono ambienti troppo confinati i mezzi di trasporto e quindi la diffusione del virus diventa facile perché si crea un aerosol di vapore acqueo, no? Magari un aumento delle corse, perché dicevano alcuni autisti che loro devono subito avvisare la centrale se l'autobus è troppo pieno per ora che arriva il nuovo autobus, però è prevedibile questo caso? Allora, considerate che c'è il trasporto pubblico regionale che noi controlliamo e tariamo in base alle esigenze perché abbiamo chiuso un sacco di corse. E poi ci sono tutti i trasporti pubblici locali dei comuni sui quali bisogna ovviamente rivolgersi ai sindaci. Le scuole sono chiuse e vi dico, qualcuno si è agitato, io vi continuo a dire che secondo me riaprire le scuole è un errore, perché significa masse di ragazzi che si muovono e soprattutto ambienti confinati, perché l'aula è l'ambiente più confinato che ci sia e quindi più pericoloso. Noi non possiamo permetterci che il virus abbia un'accelerazione, una nuova accelerazione. Ancora il direttore Basso, con il decreto del governo che apre agli articoli per bambini, potremmo trovarci con mercati più affollati perché la regola vale anche per i banchi. Questo è vero, ma noi rispetto ai mercati e quindi gli articoli per bambini abbiamo previsto già che ci sia la perimetrazione del mercato, un accesso e un'uscita, vigilanza all'accesso e all'uscita, e tutti coloro che entrano nell'area devono essere ovviamente scaglionati gli ingressi e devono avere mascherina e guanti.
a iniziare dagli operatori, come accade nei supermercati. Arrivano altre domande, Ma Pasqua niente oggi. sono bravissimi. Malavasi, gente veneta, quando sarà possibile per i cittadini, non solo per le categorie indicate, fare il test sierologico o l'anticorpale? La seconda domanda, quando può far ripartire il settore edile? Terza, quando ne sta andando con i farmaci sperimentali? Allora, i farmaci sperimentali stanno andando bene, siamo in attesa della fornitura da parte di Fuji di Avigan e spero che arrivi velocemente, perché noi siamo, come si può dire, ansiosi di poterlo sperimentare anche questo farmaco. Forse sono in piedi 6 o 7 sperimentazioni prima di Avigan. Funziona il farmaco per l'artrite reumatoide, funziona l'antimalarico e oggi sappiamo anche, lo dico perché comunque il trend da questa esperienza che abbiamo fatto, questo lo dobbiamo dire, i clinici ci dicono che siamo partiti da un'esperienza zero sul coronavirus, diciamocelo fino in fondo, siamo partiti impreparati tutti, dal primo all'ultimo, e forse abbiamo anche un po' troppo coccolato l'idea di pensare che la Cina fosse talmente distante che, come è accaduto per l'aviaria, qui non ce ne saremmo neanche accorti. Ci siamo trovati davanti alla vera pandemia mondiale, cosa che non è accaduta neanche con l'aviaria. Detto questo, sembra che i cocktail di farmaci funzionino e abbiamo anche oggi lavori che partiranno importanti rispetto al fatto che sembra che la polmonite interstiziale, che è stata ritenuta la vera battaglia da fare sul campo, sia forse da mettere in secondo piano rispetto a un fatto clinico che si è osservato, ovvero le trombizzazioni, cioè che si formano trombi a livello polmonare. E quindi adesso si introduce anche il tema dell'anticoagulante, dell'eparina e così via. Senza entrare nel tecnico, vi dico insomma che siamo sul pezzo e le sperimentazioni funzionano. Funziona anche il tema di fare la somministrazione a domicilio e nelle fasi iniziali, soprattutto dell'antimalarico, perché questo dà assolutamente dei benefici sulla riduzione della sintomatologia. Per quanto riguarda i cantieri edili, non compete a noi e sono aperti? Sì, codice 42, costruzione di opere di pubblica utilità, costruzione di strade e ferrovie, costruzione di opere di pubblica utilità, costruzione di altre opere di ingegneria civile, sono aperte? Dal decreto 18 ancora? Noi sì, forse è riferito a attività nel privato, probabile. È probabile che siano i piccoli cantieri edili. Ed anche questi sottostanno a un codice. Considerate per esempio che noi martedì mattina ripartiamo col cantiere di Treviso Cafoncello per l'ospedale, il grande ospedale che si sta facendo, quindi le notizie che abbiamo è che martedì mattina si riparte col cantiere, perché fra l'altro stiamo parlando di un'attività strettamente legata alla sanità. Ha chiesto altre robe, Malavasi? Niente, quando si potrà estendere anche ai cittadini normali il sierologico? Ah sì, ma guardate, il tema è, oggi per la validazione scientifica e per scrivere nero su bianco una diagnosi, l'unico test riconosciuto è il tampone, che è il test molecolare RNA e via. Tanto è vero che io vi parlo sempre di tamponi. Dopodiché qualcuno dice, ma la regione sbaglia perché ha detto che ha comprato 700 kit test rapidi, quelli della goccia di sangue, e 700.000. Sì. No, 700.000 kit rapidi che ci servono per un'azione di sanità pubblica, cioè si va avanti, siccome questi danno falsi negativi, cioè vuol dire che possiamo avere dei negativi che invece sono positivi, ma danno certi positivi, cos'è che si fa? Si fa il test rapido a tappeto, i positivi che becchiamo li validiamo col tampone e quindi abbiamo già una prima certezza di aver ridotto l'ambito di azione. Per quanto riguarda invece quello che effettivamente deve essere chiamato sierologico, cioè il prelievo del sangue con la ricerca della risposta anticorpale e gli anticorpi neutralizzanti, e il professor Lippi e il professor Plebani di Verona e Padova stanno lavorando, hanno già iniziato con i prelievi da una settimana e vedremo cosa ne viene fuori. Insomma, la squadra è performante, il professor Crisanti sta lavorando anche lui
su molti fronti. Direi che noi siamo soddisfatti della squadra veneta, insomma. Posso fare una considerazione, Presidente? Prego. Buona Pasqua. Auguri. Grazie. Guardando i social vedo tantissimi post, vedo foto, vedo insomma l'impegno di una figura che sta emergendo in questo momento, i sindaci. Lasciamo da parte quindi le polemiche. Mi sembra che lei abbia una squadra veramente importante. Ma no, ma i sindaci hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e assolutamente hanno condiviso questa sfida. Considerate che i sindaci si trovano a dover essere interlocutori diretti dei cittadini, con le ansie dei cittadini, con a volte il peso delle restrizioni che noi abbiamo imposto, per cui penso che la squadra veneta sia a 360 gradi, coinvolga assolutamente anche tutti i sindaci del Veneto. Iniziano ad arrivare perché sia dalla questura di Padova che la Guardia di Finanza di Venezia, i primi esiti dei controlli, per esempio a Padova su 40 controllati è una strada che porta ai coniugali, quindi non è in regola, c'è chi dice che sta andando a lavorare perché va a buttare via le spazzatura eccetera. Mi spiace, la Guardia di Finanza vedo che a Jesolo e a Chioggia ha portato diverse persone. Stanno facendo un bel lavoro. Sta andando come avete previsto? Ma guardate, adesso onestamente io sono arrivato da Conegliano stamattina, sarà stato anche presto, però non ho trovato una macchina in autostrada stamattina. Quindi se uno doveva organizzarsi, di certo non abbiamo il raccordo anulare pieno come ho visto nelle immagini di Roma. Se sono vere, devo sempre dire, se sono vere quelle immagini. E no, qui c'è senso di responsabilità, c'è anche la coscienza del fatto che qui, diciamocelo chiaramente, di virus si può anche morire. E non muoiono solo gli anziani, se volete vi ridò le casistiche delle mortalità in base alle fasce d'età e quindi capite che è inutile stare lì a guardare la carta d'identità e dire ma io non sono categoria anziano, premesso che stiamo facendo una battaglia di civiltà per tutelare la vita degli anziani. Notizie che mi arrivano, stamattina mi hanno chiamato degli amici spagnoli per gli auguri, mi dicono da loro non si ricoverano gli ottantenni, cioè vuol dire lasciare le persone morire a casa. Se è vero, devo sempre dire se è vero. E no, ma è assolutamente, in altri paesi, anche che noi riteniamo più civili, Nord Europa, fanno delle scelte strategiche sulle fasce di età. Vi ricordo che in Veneto noi non abbiamo mai messo nelle condizioni i nostri medici, e ve lo sottolineo, di dover decidere. Ve lo ricordate che ve l'ho detto il primo giorno? La battaglia sarà persa quando mi sentirò dire da un medico che ha dovuto decidere tra un anziano o un cronico e uno che non è cronico. Noi i respiratori in una maniera o nell'altra li abbiamo recuperati. Ieri un giornalista si è meravigliato e mi ha detto ma com'è possibile? Noi siamo andati anche a comprarceli in Svizzera i respiratori, svegliamo il nostro segreto. Siamo andati a comprarci gli respiratori in Svizzera, abbiamo avuto un sacco di guai per riuscire a far arrivare il camion, ci abbiamo messo quasi 10 giorni, ma alla fine è arrivato il camion. A forza di dai ci è arrivato il camion e ci siamo comprati in un giro solo 50 respiratori. E così si fa, perché la nostra ansia è sempre stata quella di non avere spazi in terapia intensiva. Avevamo 1600, vi ricordo che i letti infettivi li abbiamo portati a 1600 letti, però le terapie intensive sono la vera sfida. Ovvio che poi c'è la semi-intensiva, eccetera, ma la terapia intensiva, ragazzi, lì è una questione di vita o di morte. E soprattutto bisogna fare le robe fatte bene, quindi la programmazione ha funzionato. E lasciatemi ricordare, è un piccolo sfogo, tutte le polemiche che ci siamo beccati in questi anni, ci hanno criticato per la ricetta elettronica. Oggi i cittadini del Veneto durante questa tragedia hanno potuto sentire il loro medico di base dire i sintomi, magari non era un coronavirus, un mal di denti, la prescrizione, e non andare dal medico di base a prendersi la ricetta, ma andare direttamente in farmacia. Siamo stati i primi in Italia, ci hanno detto che eravamo pazzi qualche anno fa. Siamo stati i primi a fare il reparto di malattie infettive in tutte le sedi provinciali. Per questo si affronta sto virus. Noi ci siamo trovati preparati. È fortuna, non ve lo so dire, ma la programmazione è così. L'azienda zero. Vi ricordate quante ne abbiamo prese di parole sull'azienda zero? Noi non abbiamo 11 ULS che vanno a comprarsi le mascherine o i respiratori, ma una azienda sola, e questa è stata la nostra forza, perché abbiamo un magazzino, lì arriva tutto e da lì si distribuisce. Tutte le mattine partono 240.000 mascherine da quei magazzini e quindi abbiamo un carico e scarico, abbiamo la situazione in mano. Per questo io mi arrabbio quando uno mi dice non ho i dispositivi. Chiamo il direttore, scusa,
tu ci hai dichiarato, a proposito, ve lo voglio dire a scanso di equivoci, noi abbiamo tutte le dichiarazioni, le abbiamo chieste noi, dei primari, settore, reparto per reparto, della necessità di dispositivi. Vi do solo un dato che mi dava chi è che me l'ha dato? L'azienda, me l'ha dato il dottor Flor, Padova. Loro al mese utilizzavano 4.500 camici. Adesso viaggiano a 45.000, una roba del genere, una roba paurosa al giorno. Vi posso dare anche il dato, se sentite, sì, guardate, fuori 4.500 adesso, se sentite, sentiamo Flor, mi ha dato il dato, è un dato pauroso. Dice, è cambiato il mondo sul fronte dei dispositivi. Dai, non eravamo abituati a entrare negli ospedali e vedere gente in mascherina, diciamocelo fino in fondo. Pensate, se era così negli ospedali, pensate in giro, nelle case di riposo. Io non sono mai entrato in una casa di riposo vedendo gente in mascherina, ma non è una colpa loro, cioè, oggi le portiamo comunemente anche noi, diciamocelo fino in fondo, che le prime volte ci vergognavamo anche un po' a mettersi la mascherina, dicevamo ma adesso è diventato un accessorio della nostra vita, no? Uno prende le chiavi di macchina e la mascherina, funziona così e funzionerà così. 950 al mese, 4.500 al giorno adesso. Sì, ho invertito le cifre, 950 al mese, 4.500 al giorno, cioè è una roba paurosa. Cioè vuol dire che in un giorno fai 9, 18, 27, 36, fai 5 mesi in un giorno. Altro? Prego, ciao, auguri. Dopo vi parlo, dopo ve lo dico. Posso fare due domande che sono arrivate adesso dai telespettatori? Te al vermo solitario oggi. Ne approfitto perché mi aspetto solo che le prendo. Dunque intanto chiedo se effettivamente le cartolerie possono aprire o solo gli ingrossi di carta, e ancora un'azienda dolciaria dice tutto in regola, mascherine a distanza, non sarebbe giusto poter aprire? No, sarebbe giusto sì, cioè se è lockdown deve essere lockdown, se non è lockdown dobbiamo pensare a messa in sicurezza dei lavoratori. Faccio un esempio, un quesito che mi è arrivato, la pasticceria non può aprire, il panificio che vende paste può aprire, cioè capite che non è. Se la affrontiamo con le norme, con le leggi non finiamo più con gli esempi che si contraddicono. Ieri qualcuno si è agitato perché ho detto non è un motivo indifferibile andare a comprare un vaso di fiori, ma ve lo ripeto, cioè comunque c'è un'alea, c'è un limbo nel quale chi ti ferma per strada, ma secondo me anche andando in libreria ti può contestare il motivo indifferibile. Dopo tu magari puoi dire sono uno studente, mi manca il testo, devo fare l'esame e gli fai vedere e ok, ma se non è il motivo indifferibile, uno magari va a comprarsi un piantino di basilico perché deve mangiare ed è cibo e quindi il motivo c'è perché è l'alimentazione. Però attenzione, non è che ho detto io che andare a comprare fiori è una roba inutile, anzi io spero che si faccia recuperare il fatturato di queste aziende, che molte sono aziende agricole fra l'altro, però ricordatevi che ci sono tante contraddizioni. Ma non lo dico per far polemica, lo dico perché poi i cittadini chiamano e dicono ho preso verbale però era aperta, no? Uno dice è aperto il consorzio agrario però non ci posso andare. Questo è quello che accade. Le cartolerie si possono aprire, sì. Ancora basso, ma per essere chiari, i 200 metri. Parlo dell'ordinanza allora. Buona Pasqua direttore. Ragazzi, se Pasqua oggi basta, se buoni, bravi. Adesso vi dico le ultime due robe. Intanto ringrazio ancora i donatori che stanno crescendo sempre di più. E vi ho detto, cioè, mediamente siamo oltre 31.000 versamenti con 42 milioni di euro. Chiedo ancora di poter aiutare questa sfida, quindi chi volesse versare, mi rivolgo soprattutto se ci sono ancora imprenditori che vogliono versare, ben venga. Ricordo fra l'altro, sempre così in maniera random, la società Vega cooperativa, stiamo parlando di supermercati, ha donato 6 terapie intensive a Treviso. Col Vettoraz, il Prosecco, ha donato 100 cartoni di Prosecco con 600 bottiglie. L'azienda agricola Giovanni Tonon di Piavon di Oderzo, la fornitura di un bancale di vino. E poi Giuseppe Sigurtà, voi sapete il parco Sigurtà,
ha offerto la donazione di 1000 biglietti di ingresso gratuito al Parco Giardino, che ovviamente distribuiremo al mondo della sanità, e quindi hanno 1000 pacchetti vacanza nei campeggi del Veneto, in più questo. E poi un saluto e gli auguri ai ragazzi, una bella associazione di disabili della Tribù, sono dei ragazzi che conosciamo e ci hanno contattato, li vogliamo salutare, e loro purtroppo sono rinchiusi, e questa è un'associazione che fa molte attività all'aperto, tra i quali anche fa rappresentazioni teatrali con questi ragazzi, quindi hanno bisogno di spazi, di movimento e quant'altro, e capiamo il loro sacrificio. Allora, l'uovo, dove c'è l'uovo? Siete stati bravi, però siccome vogliamo fare una bella donazione bisogna fare un po' di più. Siamo già arrivati a 12.000 euro, però siccome la lotteria va avanti finché non ci sarà uno che offre di più, tanto non va male l'uovo. Insomma, questo è un atto di solidarietà, lo vogliamo dedicare a chi sta male, socialmente male, che ha bisogno di aiuto. È un uovo che mi hanno regalato e l'ho voluto, poi vi dirò anche chi me l'ha regalato. E gli ho chiesto: non ti offendi se vedo di valorizzarlo il tuo uovo? Mi ha detto: ma figurati. E quindi c'è anche la sorpresa, c'è tutto dentro. E faccio appello insomma a qualche squadra di calcio, non so, gruppo di amici, motociclisti, qualcuno, non lo so, qualche imprenditore illuminato che magari vuol fare questa grande donazione di solidarietà. Sarà l'uovo più caro del mondo, questo è poco ma sicuro, però insomma siamo arrivati a 12.000 euro, che è già una bella cifra. E il numero funziona, è 041 279 2863, ha funzionato ieri, funziona oggi e anche domani, a qualsiasi ora potete chiamare e ci sarà una persona che risponde e raccoglie le offerte. Grazie di tutto. Ultima roba, c'è un uovo che ci hanno donato, lo spacco qua davanti a voi e mi hanno detto c'è anche i soldi dentro. Ah, mi ha detto vassoio con guanti. No, facciamo rompere a lei l'uovo. Lo romperemo senza sto po'. Dove sei? Questa ce l'ha donato la pasticceria Marco Polo di Ponte di Piave. Ce l'abbiamo qua ormai da 5-6 giorni. Io ho detto vabbè, lo rompiamo il giorno, come da tradizione si rompe l'uovo di Pasqua il giorno di Pasqua, no? Eccolo qua. Federico Sette Casca, te passi la storia. Chi è che lo rompe? Dai, vai. Facciamo rompere l'assessore. Ma da un colpo, via. Beh, io non conosco questi signori, però hanno regalato questo uovo e siccome ci sono i soldi è meglio farlo in pubblico. Dai i pugni che ti usi del solito, dai. No, fa un buco e via, spacca tutto. Dai, una smartellata sulla testa, sopra, in cima, forte. Vabbè, spaccalo di più. Cava via. Grazie. Cioccolata anche questa. Oh. L'uovo è per i giornalisti, ovviamente. Grazie dei 50 euro, grazie mille. E c'è anche un biglietto, grazie quindi alla pasticceria Marco Polo di Ponte di Piave. Lasciamolo ai giornalisti. Chi è che si mangia il virus? Ah, ma la mascherina è in cioccolato, adesso l'ho visto. Oh, lasciala, dai, via, grazie. Allora, grazie a tutti, assolutamente buona Pasqua a tutti, buona Pasquetta a tutti coloro che stanno ascoltando e grazie per il grande sacrificio che avete fatto, ma siamo un popolo, quindi grazie veramente di cuore. Buona Pasqua. Grazie. Si è appena conclusa, state vedendo che stanno uscendo il governatore Zaia e gli assessori Lanzarin e Bottacin anche in questa giornata di Pasqua.
hanno fatto il punto della situazione con tutti gli aggiornamenti relativi all'emergenza coronavirus, e poi c'è stato anche questo momento lieto, insomma, in cui è stato rotto questo uovo che era stato donato da una pasticceria con all'interno una donazione in denaro, insomma anche un momento così simpatico. Ci sta in questo, visto che si sta vivendo tutti quanti una situazione molto, molto rigida, molto particolare, ci sta anche sdrammatizzare con questi momenti sereni, ecco, questi attimi sereni. Si è parlato, abbiamo sentito anche il governatore Zaia che ha parlato un po' della crisi che sta toccando un po' tutte le categorie economiche. Questa è un po' la questione che quotidianamente d'altro canto viene portata avanti ed emerge, perché categorie economiche produttive a vario livello nei vari settori davvero si trovano in forte difficoltà, e in forte difficoltà anche tutto quello che riguarda la pesca, perché soprattutto nell'area del veneziano in questo tempo di Pasqua doveva partire la stagione della pesca, fondamentale per tutta la parte della ristorazione del Lido. Invece, proprio a causa dell'emergenza coronavirus, di questo momento difficile, sta attraversando una forte difficoltà anche tutto il settore. Allora sentiamo. Pasqua per Pellestrina è sempre stato uno spartiacque per la ripartenza dell'attività produttiva prima del Covid-19. Sarà questa una Pasqua amara invece per l'isola di Pellestrina, pesca ferma, sebbene consentita, visto che tutti i ristoranti sono chiusi. Centinaia di addetti alla pesca sono senza lavoro e occupazione, e chissà per quanto tempo. La pesca è chiaro che è tra le attività consentite, però è evidente che se tutti i ristoranti del territorio sono chiusi, a risentirne non è chiaramente solo il mondo della ristorazione, che pure sta soffrendo moltissimo, ma è chiaramente anche tutto il mondo della pesca che, avendo i ristoranti chiusi, non riesce più a trovare sfogo negli ordinativi. Carella teme che si materializzi una crisi non solo economica ma anche sociale. Comincia a palesarsi una sorta di pesante crisi anche delle filiere che in linea teorica potrebbero continuare a lavorare, che però sono evidentemente connesse a doppio giro con le filiere che invece hanno dovuto chiudere sottostando ai decreti governativi. Le cooperative di pescatori, comunque, nonostante il periodo buio, si sono organizzate per promuovere alcune donazioni negli ospedali. Il presidente della municipalità lancia una richiesta di aiuto a tutte le istituzioni. Per un territorio come il nostro, che vive di terziario, di turismo, di balnearità e di stagionalità, è un problema pressante e che andrà risolto con forti aiuti non solo governativi ma anche da parte della regione e nei limiti delle possibilità anche da parte dell'amministrazione comunale. Gli auguri arrivano anche dalla provincia di Treviso. Buona Pasqua. Un augurio di buona Pasqua a tutti voi cittadini di Castelfranco Veneto. Una Pasqua strana, una Pasqua diversa. Una Pasqua che ci vede chiamati a fare la nostra parte per vincere questa guerra. Le guerre si vincono con la somma di battaglie, e le battaglie quotidiane oggi dicono che come stiamo lavorando paga, nel senso che i numeri stanno calando. Sarà una Pasqua diversa, però torno a ripetermi, perché non li abbiamo mai vissute a casa. C'era il vecchio detto Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, e quest'anno non lo potremmo praticare. Però dobbiamo guardare avanti con speranza, un futuro migliore arriverà, usciremo da questa crisi. Vivremo anche il 25 aprile in queste condizioni, anche il 1° maggio. Ed è difficile, quando il tempo è così bello, rimanere a casa, e lo attestano il numero delle sanzioni che stiamo elevando, e purtroppo è elevato. Però così facendo, mi ripeto, noi ne usciremo presto, ne usciremo migliori. Se ne uscirà a gradi, per gradi, ne stanno discutendo, apriranno qualche fabbrica, qualche macchina in più la vedete circolare per esempio, ed è dato dal fatto che alcune situazioni lavorative hanno aperto in deroga al DPCM con l'autorizzazione della prefettura, e quindi qualche macchina in più la si vede. Però queste sono gente che va a lavorare. Comunque Pasqua la vivremo in casa. Vi invito a mettervi il vestito della festa, viverla con la gioia e la serenità che la si vive
normalmente. Avremo la possibilità di vedere le celebrazioni eucaristiche grazie alla collaborazione pastorale che ha messo in pista un sistema YouTube. Ringrazio la collaborazione pastorale anche di questa opportunità che dà ai nostri cittadini, così come ringrazio le forze di polizia, le associazioni di volontariato, le associazioni di quartiere e di frazione, i tanti cittadini che si sono messi a disposizione e hanno offerto il proprio quello che hanno, quello che possono dare per andare incontro alle esigenze di chi soffre una difficoltà maggiore. I medici e l'ospedale, ecco, l'ospedale ha dato testimonianza di essere all'interno di un sistema, quello veneto, che si sta rivelando il migliore a livello nazionale ed è preso a modello di riferimento anche oltre i confini della nostra nazione. Quindi grazie ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sociosanitari che stanno lavorando all'ospedale di Castelfranco Veneto. Il ringraziamento lo rivolgo alla casa di riposo, al centro anziani Domenico Sartor, che ha lavorato bene, ha messo in sicurezza, si sono blindati, hanno attivato rigorosamente tutte le misure a difesa degli ospiti e degli operatori stessi. Grazie a tutti voi, buona Pasqua, cerchiamo di essere collaborativi, un domani quando racconteremo questa storia potremo dire io c'ero e ho fatto la mia parte. Auguroni a tutti voi, buona Pasqua. Gli auguri arrivano anche da tutti quei volontari e quelle volontarie in prima linea, sono gli uomini e le donne della protezione civile che, l'abbiamo detto in tante occasioni, davvero stanno dando una grossa mano per supportare tutte quelle persone che si trovano in forte difficoltà. Un esercito silenzioso di volontari è impegnato in prima linea, nell'assistenza alle persone più vulnerabili. Gesti di solidarietà che non hanno prezzo, soprattutto in un momento difficile come questo. A queste persone che stanno mettendo il loro coraggio al servizio della comunità va un ringraziamento speciale. In questo momento nel quale stiamo apprezzando la bellezza dei piccoli gesti quotidiani. Noi volontari della provincia di Vicenza vi siamo vicini con energia e speranza, anche nella lontananza. Richiestaci durante questa emergenza, affinché distanza sia solo una parola e non parte della nostra vita. Buona Pasqua. Che bello, affinché distanza sia solo una parola e non parte della nostra vita. Una gran bella frase questa che appunto sottolinea l'impegno e il lavoro di tutte queste persone vicine, soprattutto a chi si trova più in difficoltà, che sono anziani, persone con disagio, ma in realtà stanno lavorando davvero per portare concretamente un aiuto in questo momento così difficile, in questo momento così particolare. E anche in musica, Venice Orchestra appunto è intervenuto, sentiamo come. E domani splenderà di nuovo il sole e sulla via che io percorrerò esso ci riunirà di nuovo, noi felici, su questa terra che respira il sole
e sulla larga spiaggia dalle onde azzurre. Noi tranquilli, adagio discenderemo, muti noi ci guarderemo negli occhi e su di noi scenderà della felicità il muto silenzio. 1, 2, 3, 4. Venice Chamber Orchestra, abbiamo visto ogni musicista a casa sua, avete visto cosa sono riusciti a fare, davvero bellissimo questo messaggio in musica che hanno voluto lanciare attraverso le nostre telecamere. E adesso invece andiamo nel bellunese, a Feltre, con la Maratona di Lettura 2020. Questa edizione si terrà, ma sarà rigorosamente online. Dopo Michela Murgia e Antonio Scurati, Feltre si appresta ad accogliere Gianrico Carofiglio. Sarà infatti lo scrittore ed ex magistrato il protagonista principale della Maratona di Lettura 2020 a Feltre, che per questa edizione sperimenta la modalità digitale. Ci siamo adoperati per svolgere un'edizione interamente online. Tutti i relatori che avevamo contattato, tutti gli importanti relatori che avevamo contattato hanno dato la loro disponibilità, primo fra tutti ovviamente Gianrico Carofiglio. E dunque l'evento letterario più importante della città non si ferma, anzi si evolve in un modo nuovo, con una piattaforma professionale che consentirà la presenza virtuale agli incontri sino a un massimo di 10.000 persone, le prime 1.000 delle quali potranno interagire con gli ospiti grazie a una chat dedicata.
ci sarà la possibilità per tutti quindi di collegarsi direttamente sul sito di Visit Feltre e le pagine social relative. Sarà di fatto una sfida nuova per noi perché è la prima manifestazione totalmente digitale, l'Ufficio Cultura ha fatto un lavoro importante. La settimana dal 18 al 23 maggio sarà densa anche di altri appuntamenti e incontri di altissimo livello che vedranno protagonisti tra gli altri personaggi del calibro di Gherardo Colombo, ex giudice del pool milanese Mani Pulite, e Anna Maria Testa, docente, giornalista, scrittrice e opinionista. Il tema della manifestazione è incentrato sul rapporto tra giustizia, legalità, libertà personali e uso della parola, o meglio delle parole, si annuncia di straordinaria attualità e interesse. La maratona di lettura di Feltre, pur nella sua nuova veste digitale, vedrà impegnati come da tradizione moltissimi lettori di varie associazioni culturali. Le loro performance verranno rese disponibili durante tutto l'arco della settimana della rassegna grazie ai supporti audio-video e all'utilizzo di canali telematici e dei social. E Pasqua anche in cucina, tra tradizione e prodotti tipici delle nostre terre. È un piccolo menù per chi oggi purtroppo è costretto a fare questa Pasquetta a casa, qualche consiglio? Sì, allora possiamo consigliare un risotto agli asparagi o anche un piccolo sformatino agli asparagi bianchi e verdi che è molto, molto buono e di stagione. C'è un tocco particolare che tu fai? Sì, esatto, allora per quanto riguarda il risotto agli asparagi facciamo il risotto classico, poi lo mantechiamo con dell'asiago, del burro e poi a fine cottura ci aggiungiamo degli aglio orsino tritato per dargli un tocco di profumo. Invece per quanto riguarda il sformato agli asparagi facciamo una lasagna verde invece di farla gialla e poi la besciamella invece di farla bianca la facciamo colore oro aggiungendo dei rossi d'uovo, del parmigiano e dell'asiago sempre. Prodotti comunque del territorio. Esatto, sì, esatto, qua di Marola, della signora di Marola sono gli asparagi. E se uno dice ma no, io il primo non lo voglio, faccio solo il secondo? Il capretto accompagnato con dei carciofi e patate al forno che sono di stagione, stanno bene insieme. O anche degli asparagi gratinati, ancora meglio. Abbiamo sentito dunque i consigli per questo pranzo pasquale, Pasqua, Pasquetta, e poi in realtà insomma questi piatti vanno bene sempre, vanno bene ogni giorno, soprattutto perché si utilizzano i nostri prodotti, a cominciare proprio dagli asparagi. E intanto adesso andiamo a Merlara, perché abbiamo sentito il medico dell'esercito che è entrato in servizio nella casa di riposo. Ricorderete senz'altro che la stessa sindaca Corradini aveva chiesto aiuto al prefetto perché venisse incrementato il personale medico infermieristico appunto con l'esercito. È arrivato questo medico, sono arrivati gli infermieri da parte dell'esercito, allora c'è questo medico che ha parlato e davvero ha usato anche parole molto, molto emozionanti, dicendo che gli anziani che si trovano in questa casa di riposo li trattano quasi come se fossero dei figli. Sentiamo. Il colonnello Fabio Soldà, medico dell'esercito italiano, è arrivato insieme a 5 infermieri marescialli nella casa di riposo di Merlara proprio nei giorni di maggiore emergenza, quando il virus faceva morire quotidianamente gli anziani e decimava il personale medico in isolamento per non infettare i pochi ancora negativi al Covid-19. La situazione che abbiamo trovato è una situazione senz'altro difficile, sia per le condizioni dei pazienti, sia per il morale dei pochi operatori rimasti. Direi che ci hanno accolto molto bene, ci hanno accolto veramente con il sorriso di speranza, e i nostri uomini, soprattutto i nostri marescialli infermieri, direi, soprattutto loro si sono spesi tantissimo nell'essere premurosi, attenti con questi anziani che sono particolarmente fragili, ripeto, e quindi hanno dato un po' una ventata di ottimismo e di fiducia in queste persone, nei degenti, negli anziani, ma anche negli operatori. Abituati a scenari di guerra e alle missioni all'estero, i militari hanno portato una ventata di energia all'interno della struttura dove era scoppiato il focolaio. Gli anziani sono diventati subito nonni da curare con affetto e tenerezza. All'interno della struttura questi anziani hanno subito instaurato un rapporto veramente di simpatia con molti infermieri, insomma, quasi fossero dei figli, stranamente, quindi siamo stati veramente accolti veramente bene, devo dire, con molta simpatia
E anche quella empatia che si viene a instaurare a volte è un elemento proprio che aiuta anche a tirare su il morale, contribuisce non poco sopra il recupero della persona. La struttura è stata sanificata dai militari e l'arrivo degli infermieri ha consentito un po' di riposo ai pochi operatori rimasti costretti a lavorare nei giorni precedenti 24 ore su 24. Procedure che ovviamente vanno adoperate in questi casi concordando una serie di protocolli sanitari, di sanificazione e bonifica, ma anche al tempo stesso di gestione proprio del personale, ripeto, personale molto delicato, quindi aveva bisogno un po' di tutto, anche dal punto di vista proprio di cure della persona, insomma, perché chiaramente stiamo parlando di 50 anziani che vanno un po' assistiti in tutto e per tutto, perché la maggior parte non era autosufficiente, insomma, non è autosufficiente. E andiamo in un'altra casa di riposo, restiamo nel Padovano, andiamo a Villafranca perché sono stati donati proprio gli anziani ospiti che sono costretti a rimanere appunto nella struttura senza tra l'altro vedere i parenti, sono stati donati dei fiori in segno di buon augurio per questa Pasqua. Ortensie bianche, calle, anturium e rose sono il dono pasquale giunto alla casa di riposo Don Luigi Maran di Villafranca Padovana. Fortunatamente la struttura non ha riportato casi di contagio e questo fa ben sperare perché tutto possa finire il prima possibile. Fiori e piante sono state consegnate dal presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, grazie all'azienda florovivaistica dei fratelli Simonato di Due Carrare. Un modo per augurare buona Pasqua agli anziani che soggiornano in questa struttura e non vedono parenti e persone care da oltre un mese, ma anche un segnale di vicinanza alle aziende florovivaistiche chiuse da settimane segnate profondamente dall'emergenza sanitaria. Coldiretti ha stimato che ormai 1 miliardo di fiori e piante solo nell'ultimo mese sono appassiti e andati distrutti per l'impossibilità di commercializzarli. E adesso parliamo del Festival del Cinema di Venezia perché assieme ad Alberto Barbera andiamo a vedere quali sono le prossime tappe per questo percorso che ci avvicina alla famosissima Kermesse cinematografica. La 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, momento di ripartenza per tutto il paese dopo l'incubo coronavirus. Ma la chiacchierata pasquale del direttore del festival, Alberto Barbera, inizia con un pensiero dedicato a noi e a voi, nostri telespettatori. Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Media Nord-Est. So che avete raggiunto un bel traguardo, quello delle televisioni più viste in Italia, complimenti naturalmente anche da parte mia, e un augurio di buona Pasqua. La Pasqua è simbolo di resurrezione, qualcosa di cui sentiamo tutti il bisogno in questo momento di così grande difficoltà. Soltanto le generazioni che ci hanno preceduto hanno conosciuto qualcosa di peggio. Il pensiero va già alla fase 2 dell'emergenza. Aspettiamo tutti la fase 2, l'attendo anch'io naturalmente con grande ansia per capire soprattutto se si riuscirà a realizzare la prossima Mostra del Cinema di Venezia. Ci auguriamo tutti che si possa fare, naturalmente io sto lavorando per quello assiduamente, vedo ogni giorno tantissimi film che mi arrivano da tutto il mondo via link. Sarebbe un bel segnale, sarebbe quel segnale di ritorno alla normalità che tutti auspichiamo e per il quale ci battiamo ogni giorno. Un consiglio per questi giorni di festa da trascorrere a casa. È vero che possiamo scoprire altri piaceri magari dimenticati e rimossi come la lettura, l'ascolto di buona musica, il rapporto con i familiari che spesso tendiamo a trascurare. Ma c'è un appuntamento da non mancare. E sarebbe bello se la Mostra del Cinema di Venezia fosse il momento in cui questa attesa viene finalmente premiata da un evento capace di raccogliere tantissime persone e condividere il grande piacere della visione di film belli provenienti da tutto il mondo. Quindi, ripeto, tantissimi auguri di buona Pasqua, con l'auspicio che potremo tornare presto a una vita normale. Sarebbe davvero una gran bella ripartenza. Io mi fermo qui per il momento, tra pochissimo la replica della conferenza stampa che si è tenuta nella sede regionale della Protezione Civile con il governatore Zaia, per chi non fosse riuscito a seguirla in diretta sui nostri schermi, quindi adesso verrà riproposta. Ricordo poi alle 16 l'appuntamento con lo spazio dedicato ai più piccoli, canzoni, racconti, storie, disegni, lavoretti da fare manualmente, e poi invece tutta la fascia del movimento con Zumba, Pilates, Tai Chi e
ginnastica dolce a partire dalle 16:30. Alle 18, ricordo ancora una volta, l'appuntamento è con la messa dalla Basilica del Santo di Padova. Ci vediamo più tardi, una buona giornata.